Giordano Bruno dell'Istituto Europeo del Design. No. Istituto Europeo no. Scusa, già perché sta qui sopra. Infatti. È quello che mi so. Non c'entra l'Istituto Europeo del Design. E naturalmente salendo lì la scala, e vi invito a farlo dopo la sua conferenza, c'è la mostra di cui lui parlerà, che è la forma della matematica, esperienze di design all'ESIA di Roma. Buongiorno a tutti, grazie a Michele per... Vabbè, aboliamo i ringraziamenti. Sì, no, purtroppo devo dirlo invece, mi spiace, ma per vari motivi, perché ovviamente per questa opportunità, ma poi mi permetterete di parlare un attimo di me e devo parlare un momento di questo istituto che è appunto il primo istituto pubblico nel campo del design, nel campo della formazione e ricerca del design. È stato voluto da Giulio Carlo Argan e quest'anno noi festeggiamo il quarantennale, cioè 40 anni di esistenza. Perché dicevo purtroppo, scusate che devo parlare anche un po' di me, perché capite bene che il mio nome evoca l'eresia. E io ho avuto la fortuna di conoscere due persone che ritengo fondamentalmente eretiche nella mia vita. Uno è stato Bruno De Finetti, che è stato mio maestro e che io ho seguito poi negli studi, e un altro appunto è stato Michele Emmer, che ho conosciuto qualche anno dopo aver iniziato a insegnare in questo istituto. Ho insegnato per tanti anni alla Facoltà di Ingegneria della Sapienza di Roma, ma in effetti, devo dire la verità, non ero particolarmente soddisfatto, sia perché questi insegnamenti di tipo classico, analisi, un po' meglio la probabilità, ma insomma come dire, non ci avvicinavano, non mi permettevano di avvicinarmi a quella che ritenevo una cultura del mio tempo, e poi soprattutto appunto per gli aspetti culturali della matematica, cioè come dire, lì veniva manifestata la forza, scusate se uso questa espressione, di fuoco della tecnica della matematica, ma non tanto quella della cultura invece che ha dietro e si porta dietro la matematica. E allora mi chiesero di andare a insegnare in questo istituto che non conoscevo per niente, che stava in una sorta di appartamento in un quartiere periferico di Roma, ma che era stato fortemente voluto appunto da Giulio Carlo Argan e un altro scultore, Aldo Calò, perché si pensava, appunto, l'abbiamo sentito ieri ovviamente con gli influssi della scuola di Ulm, del Bauhaus, che fosse necessario creare una cultura anche in questo campo. E continuo a parlare di cultura perché ci sono molti istituti di design che formano designer. Noi vogliamo formare persone che abbiano e conoscano la cultura del design, che riteniamo essere qualcosa di diverso. E ho incontrato a un certo punto, tramite un nostro comune amico, un grafico, Giovanni Lussu, mi ha fatto conoscere Michele Emmer, e lì mi si è aperto un mondo, perché io quando sono andato ad insegnare in questo istituto, lì si insegnava un po' di combinatoria, poi la solita un po' di analisi. Mi rendevo conto che non era quello che serviva, a mio parere, fare per creare una formazione adatta, per far conoscere la matematica ai designer.
E avevo in mente appunto di fare un corso. Tutte queste cose poi in parte insomma le potete leggere su in maniera un minimo più approfondita nella mostra che vedrete. Quindi avevo deciso di fare un corso che parlasse di matematica, arte, design e di cultura in senso più generale. E da lì nacque poi questo rapporto con Michele Emmer, ormai dura da 30 anni, e lui è venuto molte volte a fare seminari all'ISIA di Roma, con sempre grande successo e apprezzamento da parte degli studenti. Quindi ecco, quello che io adesso farò rapidamente, mentre sopra vedrete, ho cercato di fare un paio di, diciamo, un po' di cose diverse rispetto a quello che vedrete sopra. Sopra il lavoro fatto in un workshop con il professore di teoria della forma, che tra l'altro è stato un mio studente anche, una persona molto brava, che si occupa degli aspetti morfologici dello spazio, di come riempire lo spazio, eccetera, quegli aspetti che noi chiamiamo metaprogettuali, che sono a nostro parere fondamentali per poi costellare, diciamo così, la mente del designer. E quindi lì potrete vedere qualcosa che è stato sviluppato sempre a partire da conoscenze, diciamo così, matematiche, ma poi delle creazioni dei nostri ragazzi. Quello che invece io farò vedere è quello che è stato fatto appunto sulla base di questi incontri con Michele e naturalmente altre cose, come ho cercato nel mio corso di dare appunto spazio a una matematica che appunto è cultura fondamentalmente. Cito solo ancora due cose. Abbiamo aperto, questo ci tengo a dirlo perché è importante, 2 corsi, uno a Pescara 4 anni fa e uno qui vicino a Pordenone. Ci è stato chiesto dal Consorzio Universitario di Pordenone di mettere noi un corso in disegno industriale anche, diciamo, in questa regione vicina. Io dopodiché ho diciamo, l'onore e questo è il mio secondo mandato di direttore di questo istituto. Anche questo vi può far capire, io sono appunto un matematico, vi può far capire come questo istituto dia importanza alla cultura in senso lato. E appunto adesso ecco, l'ultima cosa che devo dirvi è che con la riforma che c'è stata con il 3+2 noi abbiamo un corso di disegno industriale e che riguarda fondamentalmente, diciamo così, il prodotto, ma anche un corso che abbiamo istituito che si chiama Design dei sistemi, è il primo e l'unico per adesso in Italia, l'abbiamo istituito nel 2005-2006, che vuole formare dei designer che sappiano pensare primo con la cultura della scienza contemporanea, la cultura della complessità, secondo che possano progettare servizi più che prodotti, dei quali forse di tanti di questi oggi possiamo anche fare a meno, mentre la progettazione dei servizi è fondamentale sia per il poter vivere bene per gli individui, sia per il nostro Paese, per continuare ad avere i vantaggi che gli sono stati dati comunque dal design. Quindi adesso rapidamente io vi farò vedere un po' come operano, come operiamo in questo corso insieme ai ragazzi per così toccare un po' vari aspetti della matematica, i legami con l'arte e poi le ricerche che loro fanno per vedere come, diciamo, nel campo del design, per trovare degli esempi
che facciano riferimento a delle strutture matematiche, a dei concetti matematici. Qui naturalmente il primo esempio, geometria e trasformazione. Ovviamente c'è un altro corso fondamentale per noi di geometria descrittiva e anche di disegno. Non partiamo semplicemente dal computer, per noi è fondamentale che ancora si sappia rappresentare con le mani e qui vedete naturalmente, ecco, degli esempi che loro vanno a vedere. Parliamo di linearità, circolarità. Adesso non mi soffermo ovviamente sugli aspetti matematici, sarebbe estremamente lungo, ma vanno a vedere delle composizioni nello spazio come sono state rappresentate. Qui ovviamente ci sono pochi esempi giusto illustrativi. Di nuovo sempre Nagy. Questo ecco, è importante, come dicevo prima, anche nei confronti di questo corso. Al primo anno loro hanno un corso di Basic Design e poi questo corso lo proseguono, sono i 2 corsi di metaprogettazione, come dicevo prima, con la teoria della forma. E ancora, ecco qui Max Bill, ovviamente, che è stato citato ieri, andare a vedere queste, sia la costruzione, sia la scelta dei colori, insomma ci sono vari aspetti che vengono esaminati e dopodiché andare un po' a scoprire, ecco, nel campo del design quali elementi. Questi sono gli elementi primari ovviamente del design, diciamo, gli aspetti lineari e gli aspetti circolari, ma ovviamente qui poi si ragiona sugli aspetti di trasformazione, quindi sulle relazioni, che è uno dei concetti ovviamente fondamentali della matematica. Quindi qui vedete degli esempi estremamente interessanti, anche se ormai diciamo ovviamente datati, di Rietveld, che progetta questo tavolino e questa seduta. Ancora invece Max Bill, che progetta un tavolo a base, diciamo, col piano circolare, che però si può trasformare facilmente e viceversa in un piano quadrato o rettangolare, diciamo qui quadrato effettivamente. E con questa posizione delle gambe ovviamente per dare stabilità. Questo è un tavolo, vedete, che diciamo ha solamente 3 gambe. Dopodiché ecco gli aspetti invece più strettamente, possiamo dire così, che fanno riferimento al tondo, alla circolarità, alla sfera ovviamente, e questo è una lampada famosissima, Eclisse di Magistretti. E qui c'è un riferimento ancora alle costruzioni di Max Bill, perché far vedere, diciamo, come si passa poi dall'aspetto artistico a quella che invece è, chiamiamo così, l'invenzione del design. Qui naturalmente giocano aspetti di trasformazione. Questa lampada si può aprire o chiudere di più per illuminare più o meno. Ancora qui ci sono altri famosi, sono rappresentati altri famosi designer come Vico Magistretti, come Achille e Pier Giacomo Castiglioni, lampade famosissime. E poi si va avanti con altri argomenti, per esempio ovviamente la topologia, qui un riferimento al Salvador Dalì, di nuovo non può mancare Max Bill e poi naturalmente quel grande genio di Munari, che secondo noi rappresenta veramente un epigono, diciamo, della cultura in generale, ovviamente non solo nel campo del design, e con tutto il lavoro straordinario che ha fatto per esempio nell'educazione dei bambini, cosa che manca molto diciamo generalmente nelle nostre istituzioni formative.
Ancora Bruno Munari con altre 2 realizzazioni, vedete come sono significative e come sono belle. Poi passiamo un po' all'aspetto dei frattali. Ovviamente la geometria frattale ha aperto un nuovo mondo, un nuovo modo di vedere, un po' come adesso appunto con i quasi cristalli, quella che viene detta la geometria della natura. E qui vedete immediatamente come i designer abbiano anche cercato di rappresentare qualcosa che ricordi un frattale. C'è questa cassettiera estremamente particolare e quest'altro modulo con il quale, diciamo, si possono creare dei tavolini da unire, da separare, quindi vedete anche qui questo elemento estetico che ovviamente nel campo del design è fondamentale, ma come anche l'innovazione appunto venga dalle conoscenze matematiche. Qui ancora abbiamo diciamo gli elementi di illuminazione che sfruttano questi aspetti frattali. Anche qui interessantissimo quest'altro, voi avete sulla destra quest'altra figura, considerate questa è costituita da 200 celle singole appunto di carta piegata e ciascuna cella è triangolare. È un elemento estremamente anche questo pieno di fascino. E qui poi naturalmente abbiamo queste architetture, di questi elementi ne abbiamo sentiti tanti in questi anni nei convegni ovviamente di matematica e cultura, insomma. Però è anche interessante come questo aspetto abbia coinvolto anche l'architettura, dove effettivamente è un panorama molto insolito per noi. Chi lo sa, sarebbe forse interessante vedere qualcosa del genere a Venezia, chissà che effetto farebbe, forse con i vetri di Murano, non lo so. E qui altri elementi minimi che vedete come un cestino, come una poltrona corallo, insomma comunque interessanti sempre relativamente a questi aspetti. Ancora le superfici minime, abbiamo sentito parlare di bolle di sapone. Qui purtroppo non si vedono moltissimo, questo è un vecchio lavoro che abbiamo fatto anni fa con i ragazzi, però che fu molto interessante perché immergendo dei nodi sostanzialmente in lamine saponate, scusatemi, in questo appunto liquido saponato, si creavano queste lamine saponate, sostanzialmente venivano fuori tutti dei nastri di Möbius. Ora, io non ho le competenze, diciamo, per andare a studiare se questo si possa, diciamo, avvalorare come un teorema. Quello che noi abbiamo trovato è che nei casi in cui abbiamo potuto esaminare, diciamo, il risultato è stato sempre questo, quindi si potrebbe fare una sorta di congettura, però sarebbe tutto un po' da dimostrare. Qui naturalmente poi abbiamo queste strutture ben note che fanno riferimento, ed ecco Water Cube, insomma la piscina olimpionica di cui già si è parlato e ovviamente si parla tante volte come rappresentazione immaginifica di tutto questo, dell'aspetto relativo alle bolle di sapone. Poi passiamo agli origami.
gli origami, queste costruzioni di carta che, vedete, in realtà già Bruno Munari è ben noto, diciamo, sono ben note tutte le sue costruzioni di carta, dopodiché qui abbiamo l'immagine di un lampadario di carta. Qui, ecco, passiamo invece a delle costruzioni vere e proprie, diciamo, delle sorte di abitazioni di bambù che sono costruite sulla base dei principi degli origami. E addirittura un pannello solare con forma derivata appunto dagli origami. Ora, questi, diciamo, gli origami stanno prendendo molto piede nella costruzione di elementi di arredo, di tavolini, eccetera, perché naturalmente eliminano, sono costruiti soltanto con delle pieghe e quindi eliminano tutto ciò che è l'aspetto, diciamo, di viti e cerniere e meccanica, diciamo, parti meccaniche di questo tipo. Altro aspetto, ovviamente non poteva mancare, quello delle tassellazioni. Ecco, questo mi fa piacere citare questi due, Enzo Mari, che è un nostro famosissimo designer e che ha dato molti contributi anche appunto alla cultura del design in Italia, e ovviamente di nuovo Max Bill con questo pavimento veramente notevole. Dopodiché ancora invece degli aspetti un po' più suggestivi, questi sono relativi appunto ad arredo domestico, come potete leggere, delle maglie triangolari morbide che costituiscono una modalità di tassellazione tridimensionale. E poi qualcosa per esempio sui simboli matematici. Ripeto, ho fatto una scelta un po' anche dovuta alle immagini che c'erano, a quello che abbiamo conservato. Molte cose le abbiamo fotografate, prima non c'erano, diciamo, gli strumenti che abbiamo adesso. Questo mi sembra anche molto, due elementi molto carini. Il pi greco taglia pizza e questo divano infinito sembrano estremamente simpatici. E poi qui abbiamo ancora diciamo, questi gioielli e un tavolino, vedete, estremamente bello, sicuramente, infiniti. Ancora qualcosa sulla percezione, questo è un altro aspetto, uno potrebbe pensare ma con il design che cosa c'entra? Adesso lo vedrete, ci sono varie cose che stanno nascendo estremamente interessanti, quindi un po' naturalmente i classici, se volete, esempi di percezione, guardateli un attimo, queste sono illusioni ottiche, da un suonatore diciamo di jazz, vedete poi il viso di una donna se vi soffermate e anche da questo vaso nascono fuori due visi simmetrici, basta soffermarsi un po', questo scambio continuo che c'è quando si avvicinano il nero e il bianco, il positivo e il negativo. E guardate attentamente la figura sulla vostra destra, dovrebbe ruotare se la fissate un po' con continuità, in effetti è assolutamente ferma. Non so se si riesce a vedere. E qui qualche altro esempio, naturalmente le linee sono parallele, invece sembrano distorte, cioè sono esempi abbastanza noti, ma così giusto per richiamarli un attimo. E poi
Ecco qui, per esempio, questo tavolino di Anna Bullus, che è effettivamente, come dire, l'espressione di un'illusione ottica, di un'illusione ottica. Ma ancora di più, guardate questi qui. Sedie che si reggono su due gambe e una sedia che in effetti è fatta di infinite sedie. Veramente, direi, veramente notevole. Ecco, l'ultimo aspetto appunto di cui voglio parlare è questo, appunto, quando abbiamo introdotto questo corso in design dei sistemi, io ho cominciato a tenere un corso di sistemica, cioè un corso che si occupa di quelle che sono la definizione di sistema, gli aspetti da una parte dell'organizzazione, dall'altra dell'auto-organizzazione, cioè delle proprietà emergenti, e poi tutte le altre, diciamo un po' le altre proprietà sistemiche importanti, apertura, chiusura logica, apertura e chiusura sistemica. Ecco, questi aspetti, naturalmente io fornisco una base che poi viene sviluppata in altri corsi. Abbiamo un corso di analisi dei sistemi che lavora moltissimo con la costruzione di mappe concettuali, abbiamo poi altri corsi di sociosemiotica che sono, e di metaprogettazione, che sono sempre corsi che fanno lavorare in ambiti dove la complessità, dove viene studiata, esaminata la complessità e i rapporti ovviamente con il mondo attuale. Questi sono appunto delle ricerche che hanno fatto i ragazzi. Per esempio, ovviamente loro sono estremamente interessati a ciò che può essere la robotica. Pensate che le figure che voi vedete sono figure ormai di robot quasi umani. Anche qui potremmo dare questa definizione di quasi umani, perché sono figure che si possono confondere con elementi umani. E naturalmente ci sono varie, per esempio è interessantissimo ovviamente tutto l'aspetto delle protesi, su cui si può studiare molto. A proposito, noi, anche se non c'entra direttamente, però mi fa piacere citarlo, devo dire per il merito sia appunto del professor Ciafrei, che ha organizzato, lo ringrazio, la mostra su con i nostri ragazzi. Per esempio a noi è stato commissionato uno studio, una ricerca dall'Istituto Superiore di Sanità per comunicare, per permettere una comunicazione più efficiente tra medico, paziente, ASL, e quindi per chi? Per i malati di diabete, che sono 3 milioni in Italia, cui si prevede che arriveranno a 4 milioni in poco tempo. Ecco, per dirvi cosa serve un po' il design dei sistemi. E noi abbiamo creato un servizio, diciamo così, di comunicazione, che per esempio è stato adottato dalla Regione Piemonte e che rispetto all'anno prima ha risparmiato un 20% della spesa precedente. Allora, noi proprio lavoriamo strettamente in questi campi. L'istituzione di questa scuola, che ancora noi chiamiamo scuola, richiamandoci anche alla scuola di Ulm, eccetera, ha proprio questo senso,
Intanto è molto particolare nell'ordinamento italiano. Oggi noi facciamo parte dell'alta formazione artistica e musicale, ci stiamo un po' stretti, ma in effetti appunto è un istituto di livello universitario, ce ne sono per adesso solo 4, a parte le nostre sedi staccate in Italia, e sono Roma e Firenze, che si occupano di disegno industriale, Faenza, che parte dalla ceramica e poi va verso il disegno industriale, e Urbino, che si occupa di grafica e comunicazione. Però sono estremamente particolari, ci tengo a dirlo perché sono poco conosciute. Lo stesso Michele prima ha parlato giustamente, diciamo, dello IED, che tra l'altro ha qui la propria sede, che è molto più conosciuto, ovviamente un istituto, diciamo, che ha altri e maggiormente consistenti bilanci economici rispetto ai nostri pubblici. Però ci tengo a dirlo perché, essendo poco conosciuti, però hanno fatto veramente, forse in 40 anni, un po' la storia del design in Italia. Pensate che il Politecnico di Milano è nato 20 anni dopo. Qual è stata la caratteristica che li ha fondati? È stata quella di avere piccoli numeri, tempo pieno, laboratori, partire dalla ricerca. La didattica nasce dalla ricerca del design, cioè la maggior parte dei docenti sono dei professionisti nel campo del design, e gli istituti stessi sono stati immediatamente votati a cercare finanziamenti esterni. Non siamo finanziati per la ricerca dal Ministero, dalle imprese. Quindi questo non solo, per di più, tutti i docenti sono a contratto, non sono di ruolo. Quindi questo ci ha permesso una grande possibilità di introduzione di nuovi giovani, di nuove capacità. Se qualcuno non funzionava bene, diciamo, veniva mandato a casa, e ci ha permesso di costruire veramente un sistema. Noi lavoriamo in termini effettivamente di sistema, quindi remiamo tutti insieme perché questa barca possa andare avanti, che ripeto è sempre poco finanziata, ci sono i tagli eccetera, però in qualche modo riusciamo a sopravvivere con queste ricerche esterne. E ci piace anche sottolineare, diciamo, che predileggiamo quelle, come dire, che abbiano un carattere sociale, se volete anche etico, diciamo, in qualche modo. È pubblica, sì, è pubblica. I ragazzi pagano. Certamente non pagano rette molto alte, pagano le rette di tipo universitario. Infatti lo so, è poco nota, sono poco note, purtroppo questa è un'occasione, per questo io necessariamente dovevo ringraziare Michele, è un'occasione anche per... E poi vedrete, inviterò con l'ultima slide, insomma, a partecipare ai nostri festeggiamenti dei 40 anni, speriamo di essere anche un po' conosciuti e riconosciuti un po' di più. Questo è, ecco, per esempio, è un gioco molto carino per bambini. Adesso, se ho tempo, sono come 4 minuti, forse ce la facciamo. Allora vado rapidamente, vi faccio vedere un filmato, anche di questo vi faccio vedere un filmato. Questa, diciamo, è una slide, mi dispiace si vede un po' poco, però fondata, se volete, sul triangolo di Sierpinski. Questa è una tesi che si chiama Banca delle Esperienze, che è stata sviluppata da una nostra, adesso ormai ex studentessa, molto molto brava, che appunto vuole essere un'agenzia per il lavoro fondata su valori di condivisione ed economia civile, e ha come obiettivo incentivare le relazioni e gli scambi fra gli attori coinvolti. Ecco, vedete sopra e all'interno, purtroppo, ripeto, si vede poco, però
è la costruzione di un sistema estremamente complesso dove in ogni triangolo, diciamo così, c'è un nodo che si apre ed è un sottosistema e vengono fuori altri aspetti. Questo per darvi idea di come, diciamo, riusciamo a lavorare in ambiti estremamente complessi. Questo, ecco, è l'invito che invece faccio. Faremo una mostra a Roma che si intitolerà Di progetto in progetto, 40 anni di design all'ISIA di Roma, dal 22 maggio al 6 giugno. Noi siamo in un posto fortunatamente molto bello, siamo in Piazza della Maddalena, a 50 metri dal Pantheon, quindi chi ha il piacere di fare una gita a Roma in quel periodo e venire a visitarci, naturalmente ci fa molto piacere. E allora vi faccio vedere semplicemente questi due filmati perché sono scherzosi e carini. Allora, uno è questo, speriamo che funzionino. Sì, ma è solo una musichetta, è illustrativo, dura poco. Diciamo un gioco, questo è stato pensato un gioco interattivo per bambini. Ecco, tra l'altro noi siamo l'unico istituto dell'AFAM che ha messo su un dottorato in design dell'interazione, in interaction design, che è una nuova frontiera, diciamo, del design. Vedete che può simulare un gioco sostanzialmente la bambina scegliendo soltanto degli oggetti e questi oggetti poi svilupperanno sul computer delle immagini, delle trasformazioni, dei giochi sostanzialmente. Può essere un uso probabilmente meno dannoso di altri del computer a quell'età. Vediamo l'ultimo. Ah, perché non vuole chiudere? Allora. Questo è anche veramente molto divertente. Ecco, questi sono proprio appunto dei lavori di interazione, di design dell'interazione.
voglio togliere altro tempo, grazie.